Un glorioso opificio del passato, oggi in rovina, attende di venire valorizzato. Si tratta dell'ex Filanda Vedovati di Farra di Soligo, un enorme compendio che si trova all'angolo tra Via dei Patrioti e Via Sernaglia, non lontano dal centro e per questo circondato da un'area residenziale. Come documentato in passato, questa attività produttiva, riconosciuta come eccellenza anche a livello nazionale, è stata una vera salvezza per la gente di Farra, dove la povertà costringeva i più a emigrare. A comporre il sito sono due fabbricati, entrambi abbandonati. Il primo, con un cancello d'ingresso su via Sernaglia, è sviluppato su 4 livelli e conta una superficie di 2106 metri quadri e uno scoperto altrettanto ampio. Attualmente però non è accessibile. Le infiltrazioni d'acqua lo hanno reso pericoloso, sia per le condizioni della copertura che dei solai. Il secondo edificio, databile dalla metà dell'Ottocento ai primi del Novecento, si trova invece in condizioni migliori e rappresenta la parte più interessante dell'area produttiva. Negli ampi saloni del primo piano avveniva la vera e propria lavorazione della seta. In questi spazi, caratterizzati da ampie e alte vetrate, lavoravano centinaia di operaie e alcuni macchinari risalenti alle ultime decadi di questa attività sono ancora presenti all'interno delle aree produttive. Oggi, dietro le muffe e ai rampicanti, in mezzo alle crepe dell'intonaco e allo strato di polvere sulle finestre, rimangono ancora i segni di un luogo vissuto, pronto a raccontare la sua storia. Lo spazio verde all'esterno, comunicante con il giardino dello stabilimento a ovest, è caratterizzato invece da un cancello e da una recinzione che danno sulla via principale, mentre nella sezione a sinistra dell'ingresso, provenendo dalla strada, risiede ancora oggi il custode. Una recente ispezione tecnica ha riportato che all'interno dell'area è presente rispettivamente un'unità immobiliare a destinazione residenziale, commerciale e produttiva, dando così varie possibilità di scelta a un futuro investitore.